Al via la terza corsa dal Savio, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, 1 Filo d'Oro Bar, 2 Flor de Canela, 3 Fridonia Spav, 4 Furio MTT, 5 Fakel Fin, 6 Forgido, in seconda linea 7 Finalmente DL. Pronostico nettamente orientato su Filo d'Oro Bar, numero 1 Marco Volpato in Salchi. Alternativa principale Finalmente DL, che si avvia proprio in schiena a Filo d'Oro Bar col numero 7. Macchina intanto che stacca velocissimo all'esterno Furio MTT e altrettanto veloce Fakel Fin, che cerca di sopravanzare l'avversario all'attacco della piegata. Furio MTT si difende ma insiste Fakel Fin, i duelle prese a metà della piegata con Fakel Fin che prende qualcosa di vantaggio ma rientra completamente Furio MTT e lascia all'esterno Fakel Fin, mentre serra sotto anche Filo d'Oro Bar, cerca di farsi spazio alla corda Fakel Fin, non si oppone Filo d'Oro Bar che vuole la destra libera. 400 iniziali in 34 con in vantaggio Furio MTT. Filo d'Oro Bar rimane ancora in schiena per il momento a Fakel Fin, poi gradualmente sposta al largo. Dopo 600 metri in 46,1 rimane ancora alla corda Filo d'Oro Bar, mentre Furio MTT in vantaggio. Ora sposta decisamente Filo d'Oro per anticipare Fior de Canela quando siamo a completamento del mezzo miglio in 1,1 con un 14,9 davanti alle tribune. Furio MTT è ora preso di mira da Filo d'Oro Bar, che in breve mette in campo un parziale superiore che gli permette di superarlo. 1,16 il passaggio al chilometro con Filo d'Oro in vantaggio, inseguito ora da Flor de Canela, mentre Furio MTT appare in difficoltà a 450 dalla conclusione. Passato in seconda posizione Flor de Canela, mentre continua a guidare nettamente Filo d'Oro Bar. Tra gli altri cerca di farsi luce anche Finalmente DL. Metà dell'ultima curva superata con in vantaggio numero 4 Furio Bar. MTT squalificato. In nettissima evidenza si distacca nel finale Filo d'Oro Bar, confermando la bontà delle ultime uscite, soprattutto l'ultima, e viene a vincere davvero staccando, mentre per il secondo posto a centropista emerge Forgido, che probabilmente ha la meglio su Finalmente DL e Flor de Canela nell'ordine. 1,14,2 a 29,9 a chiudere, ma in totale scioltezza 29,2 invece il penultimo quarto per Filo d'Oro Bar e Marco Volpato, assegno alla seconda consecutiva. Bel primo piano per Filo d'Oro Bar, che vince davvero in maniera disarmante. Era il netto favorito del resto. Marco Volpato, insediolo a Filo d'Oro Bar. Il training è quello di Francesco Fiore, la scuderia La Camargue.